TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Alle 16:30 di oggi, venerdì 27 giugno, a Mareno di Piave, via Conti Agosti presso la ditta Ceda, si è verificato un infortunio mortale. Un operaio di origine indiana, sessantenne, di Santa Lucia di Piave, è stato travolto da una vasca contenente sostanze cementizie che stava pulendo. Il decesso è avvenuto sul colpo. Sul posto, oltre ai carabinieri, procede personale dello Spisal. E presso un parcheggio a Paderno del Grappa denominato delle Meatte, all'interno di un camper è stato individuato un cadavere da parte di due passanti. Sul posto il personale sanitario del SUEM 118 ha constatato il decesso dell'uomo per cause naturali. Il decesso è avvenuto verosimilmente nella serata di ieri. Si tratta di un 53enne di Solagna, escursionista, a cui il camper è intestato. Ancora cronaca. Nella serata del 26 giugno i carabinieri di Mogliano Veneto e Zero Branco sono intervenuti in via Ruffini a Mogliano Veneto a seguito della segnalazione giunta al 112 da parte di un cittadino torinese che riferiva di aver localizzato, mediante un dispositivo di tracciamento AirTag, il proprio motociclo Ducati Multistrada V4 asportatogli dal garage tra l'8 e il 22 giugno scorsi, furto già denunciato alla stazione carabinieri di Torino Borgata alla Falchera. Le ricerche condotte nella zona delimitata dal localizzatore hanno permesso di individuare il motoveicolo occultato a bordo di un carrello stradale coperto da un telo, nelle pertinenze di un immobile della via dove era stato localizzato. Il mezzo è risultato nella disponibilità di un cittadino moldavo 36enne, domiciliato sul posto e con precedenti specifici, il quale è stato denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione. Il motociclo è stato recuperato e sequestrato in attesa della restituzione al legittimo proprietario. Cambiamo decisamente argomento e parliamo di cultura. L'incontro del 28 giugno a Pieve di Cadore con il professor Bernard Aikema, dedicato a Bruegel, un pittore europeo ai tempi di Tiziano, è stato purtroppo annullato. Il prossimo appuntamento con l'estate tizianesca è in programma giovedì 10 luglio presso il Museo del Cenedese di Vittorio Veneto con Rebecca Civettini che alla luce della sua tesi magistrale proporrà un'interessante riflessione sul Tiziano di Marco Boschini. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.